Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano. Ragazzi, arriva il secondo colpo di calciomercato. Arriva dopo Green, arriva Roy Mackay, il pistolero, ragazzi. E questo è un acquisto molto, molto importante. Abbiamo due attaccanti di fama mondiale adesso, Marione Kempes e Roy Mackay. Sta venendo fuori il Valencia Comendiano. E accettiamo. Vediamo, ci saranno altre cessioni che le farò però quando comincerà il mercato, solo concentrarmi su questa partita di UEFA Champions League contro il Partizan, che è fondamentale se vogliamo fare il miracolo a Belgrado e andare avanti in UEFA Champions League. Eccoci qua raga, grandissima squadra, lo sappiamo, uno squadrone. Dobbiamo fare un miracolo sportivo. C'è poco da perdere purtroppo. Partita di Belgrado, Valencia. Giochiamo in un contesto veramente incredibile. Carboni, Pablito Aimar, Gonzales, Aimar, Gioacchino. 53 secondi sul cronometro, Gioacchino segna, ma non è ancora, cioè non si può ancora dire niente, il classico no, 0-0. Poi comunque c'è sempre Bayern Monaco, Arsenal, se il Bayern vince penso ci siano comunque speranze, non lo so, onestamente non ci voglio neanche pensare, è quasi impossibile passare. Tanto l'Ajax vince 2-0 con Benfica, partita bellissima, storica. Best Charlton United 2, Rapid Vienna 0. Comunque incredibile l'Arsenal, non pensavo così male onestamente. Love 3-0, attenzione Kovacevic, mamma mia Tchaikovsky, dai ragazzi, così fino alla fine. Santiago Canizares, Mario Kempes, vede Gaizka, Zabala, Mendieta per Gioacchino. Vai Gioacchino, vai Gioacchino, vai Gioacchino, vai Gioacchino, vai Gioacchino! Mamma mia, fuori di niente per Gioacchino. Tanto Super United. Mauricio Pellegrino. Sta piovendo a Belgrado. Zebec, ah no, Carboni. Arias fa la cagata nordica. Non mi piace stazione Kovacevic. Peccato per quelle due sconfitte all'inizio, ragazzi. E come l'abbiamo persa è anche malissimo, eravamo già fuori praticamente, ce la stiamo giocando. È già qualcosa di incredibile. Inizia la seconda parte, c'è poco da dire ai giocatori. Santiago Canizares, Galic, Milutinovic, questa è bruttissima, mamma mia, fuori di poco, sta dominando adesso il Partizan purtroppo, Canizares, mamma mia, 21 tiri a 7, non la stiamo meritando onestamente. Attenzione l'Arsenal, TT Henry, TT. Canizares ancora miracolo. TT fa l'1-0. Tanto festa del gol a Manchester. Teniamo duro raga, teniamo duro. No, Canizares sbaglia l'invio. Fuori gioco, palo. Ancora Santiago Canizares, miracolo inaccettabile.
Grande Pellegrino, stiamo soffrendo troppo. Tattiche, mamma mia ragazzi. Mettiamo Valderrama per Mendieta che è stanchissimo. Togliamo Joaquin e mettiamo El Pioco, giocatore da pallone d'oro. 7-0 dello United. Chili Gonzalez, Amedeo, attenzione Carboni, Lopez ha penetrato, fuori gioco, non ci credo, poteva essere il gol qualificazione, incredibile, beffa atroce, Galic punisce, ancora Canizares, 30 tiri a 7, ragazzi, facciamo una statua a Canizares in ogni caso. Stiamo soffrendo troppo però, gol. Non ci credo, come col Bayern Monaco stiamo tenendo qualcosa che non ha senso. Bravo ancora Canizares. 32 tiri a 7, ma c'è solo il Partizan però. Gol giusto così purtroppo. Tanto l'Arsenal fa 2-0, anche il pareggio può bastare. Ma stiamo zitti, stiamo calmi e stiamo buoni. Henry si è svegliato proprio adesso. Va benissimo anche il pareggio, ti prego. Con la sconfitta siamo fuori. Per differenza reti presumo. 4 minuti. Il Bayern continua a perdere. No, è finita ragazzi. Mamma mia. Yes. Pareggio incredibile. 40 tiri a 9. Pareggio prezioso che probabilmente ci dà la qualificazione e ce la dà. It's incredible. Pareggio fortunato assolutamente. Siamo passati, veramente una bella soddisfazione. Ragazzi, Vicente Asensi va al Newcastle e ci prendiamo 23 milioni di euro. Raga, siamo contro l'ultimo della classe, il Valladolid, e bisogna vincere assolutamente. Il giocatore titolare Joaquin però al posto di... No, scusate, c'è il... Sì, ciao. Ritorna Ayala per Pellegrino, quindi non cambia nient'altro. La titolarissima. Approccio offensivo, voglio chiuderla velocemente anche perché Barcellona ha vinto e Atletico Madrid ha vinto. Speriamo che la vittoria in Champions ci dia un po' di carica, perché veramente passare un turno dopo 2 sconfitte così atroci è stata veramente un'impresa per campionissimi. Gol Marione, Kemp, forse no, regolare, subito la premiata ditta Kempes, Chili Gonzalez sforano il primo gol. Un Valencia sontuoso. Comunque Atletico Madrid micidiale, Cioè, con Barcellona e con Real così l'Atletico in fuga, è incredibile. Chili Gonzalez sbaglia tutto. Scusate, Gonzalez recupera benissimo. Chili, Marione Kempes, Marietto Kempes, Valencia 2, Valladolid 0 dopo 10 minuti. Doppietta dell'argentino. Povero Valladolid. Crisi valladolidiana, scusate il termine un po' così, ma ci stava.
E Mario Kempes, e Mario Kempes, e Mario Kempes, e siamo secondi insieme al Barça, il Reale a meno 4. Angloma, Pablito Aimar, Pablotto, vai Pablito, Pablito, fuori di poco. Magico Valencia. Aimar per Kempes, sbaglia però. Clermont, Gaizka, Zabala, Pablito Aimar, recupera bene Dani Gimenez. Attenzione, Angloma per Joaquin, per Angloma, per Gaizka, Zabala, Mendieta, per Clermont, Aimar, Pablito per Amedeo Carboni, Kempes, tripletta, sì, tripletta di Kempes, Carboni assist sublime, Kempes incornata, fuori classe in 34 minuti, tripletta di Mario Kempes. Carboni, Aimar, il pagliasso, Mendieta, traversa, ancora Mendieta, cross, Gioacchino, sponda, rigore, calcio di rigore nettissimo. No, ma non puoi guardarlo, dai, non mi ha fatto neanche saltare. Attenzione, Mendieta, calcio di rigore, Mendieta, Gaizka, Mendieta, 4-0. Partita sublime del Valencia, contro l'ultima per carità, ma non è mai facile vincere, soprattutto con questa mod. Ok, possiamo fare qualche cambio per il turnover, mettiamo Ruben Baraka, e al posto di Carboni José, no, al posto di Carboni Gaia, che deve crescere. Vai, seconda frazione, Gaizka, Zabala, Ruben Baraka, Mario Kempes, possiamo anche stare su equilibrata, il ritmo del gioco più lento, e ok, tanto il nostro l'abbiamo fatto. Comunque Mario Kempes veramente micidiale. Attenzione Checco, mamma mia, quasi gol del Valladolid. Canizares, sono curioso di vedere che becchiamo in Champions. Anglo, ma intervento da fenomeno. Anglo, Gioacchino, stanno giocando più tranquilli, si vede Joaquin. Aimar, e il pagliasso, complimenti al pagliasso. Ultimo cambio, entra Carlos Valderrama, esce Gaizka, Mendieta. ...24 tiri a 4. Ottima prestazione per i valenciani di Valencia.
Secondo tempo abbiamo calato il ritmo notevolmente, ma va benissimo. Canizzare sull'invio. Baracca. Gaia bravissimo. Finisce qua, Valencia 4, Valladolid 0. Grande prestazione. Ok, torniamo secondi. Seconda posizione. Una grande vittoria. Non mi interessa. Ciao. Camp, stato di grazia, guardate il giocatore. Complimenti per l'ultima partita. Perfetto. Sorteggi di UEFA Champions League. Dinamo Tbilisi, Stella Rossa. Celtic di Glasgow, Barcellona. Valencia, Borussia Dortmund. Diciamo che tra le super big la meno big. Juve Benfica, bella partita. Torino, Legia Varsavia. Manchester United, Inter bellissima. Real Madrid, PSV di Eindhoven e Milan, Partizan di Belgrado. Affrontiamo il Dortmund. Il Dortmund di Kohler, Reuter, Henrich, Sammer, Emmerich, Lenz, Jan Koller, che bello. Addirittura Müller fuori da tutto? Mi sembrerebbe 12 presenze e 2 gol. Ma Ridley non c'è? Ah, forse non gioca qua, è vero. Vediamo se c'è, dovrebbe esserci. All'Asburg, Karl-Heinz Ridley, eccolo qua. Ok ragazzi, l'Atletico Madrid ha vinto 5-0, noi andiamo a Saragozza con Echeverri al posto di Aimar, Claudio Lopez per Joaquin, Valderrama per Clermont. Vai. Ci sono bisogno di altri 3 punti se possibile. Attenzione, nevica in Spagna. Ragazzi, incredibile. Nevicata improvvisa a Saragozza. Ogni tanto può capitare anche in Espana. Vai Echeverri, mamma mia. Non nevica più, nevicata sporadica. Vai ragazzi, madonna. Angloma. Poi abbiamo sprecato occasioni adesso, il Saragozza ha preso vigore con la palla colorata. Traversa oscena del Saragozza. Cos'è? Ah. Leggermente nevoso, -3, vedi. Dai raga, dai. Carboni, non nevica più. Gonzales. Lopez, il piocco, gol.
non so come, ma gol di Mario Kempes di rapina. Grande Mario. Grandissimo veramente Kempes, però Lopez si è mangiato un gol. Ocio, no, no, no. Aia, gol. Dormita colossale. Miguel Pardesa pareggia. Non stiamo giocando bene. Ecceverri. Vai Gonzales. Si invola Chili Gonzales, si invola Chili. Ah, ancora Chili fortunosamente. Kempes sbaglia. Non riusciamo a trovare il gol. Ecceverri, Gonzales. Angolo ma, grande recupero, Kempes. Angolo ma, non puoi tirare dall'angolo, ma sei forte, ma no, tirare. Perdessa. C'è andata bene. C'è andata molto bene. Ok, finisce il primo tempo. Dobbiamo svegliarci però, Ayala. Oh. Dobbiamo svegliarci però, Mentre Aimar per Ecceverri. Ok. E ok. Dai, sveglia. Attenzione Kempes! Mario pulisce! Mario Kempes! Grande Mario. Cambi li facciamo comunque. 5 gol in 2 partite per Kempes. Carboni. Valderrama. Mendieta. Lopez. Bellissimo, ti prego chiudiamola, Carboni. Cosa sbaglia Gioacchini di testa, non è il suo colpo comunque. Pablito. Bel recupero di Cedruin. No, ancora Osto Pardesa. Aia. Qualcuno ci vuole bene. Cos'è? Ma no. Non si dà il rigore. Incredibile. No, meno male. Meno male. Teniamo duro ragazzi, teniamo duro. Teniamo duro raga.
Portiere, mamma mia. Yes. Vittoria pesantissima. Comunque ho visto nel calendario che abbiamo Real l'ultima, Barcellona la prima, cioè sarà bellissimo. Mario Kempes è ancora decisivo. Grandi ragazzi. Ragazzi, il Leeds mi ha fatto un'offerta per 38 milioni di euro per Mundo, l'attaccante su come Akai. Ce lo siamo ripreso subito. Ciao. Oddio. Grande Kempes. Allora, sono preoccupati. Oh, perfetto. Ottimo. Ok ragazzi, salutiamo questo video con la cessione di Mundo per 38 milioni di euro, tutti subito, e godo. La squadra si sta arricchendo bene, E ho fatto 2 colpi. Adesso ragazzi avremo tante altre, cioè vorrò fare altri cambi, perché voglio portare una squadra che per il prossimo anno voglio puntare a vincere la Liga. Quest'anno la vedo un po' dura. Intanto, Mundo se ne va, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!